Il Polo Territoriale Universitario di Agrigento ospita oggi 14 università italiane e il CNR e 100 tra docenti, universitari e dottorandi di ricerca. Siamo qui per la ricerca che stiamo portando avanti sul patrimonio, sull'archeologia, sui paesaggi, sui beni culturali. E la nostra presenza anche questo pomeriggio a Realmonte, alla Scala dei Turchi, testimonia di un interesse vero dell'università, di queste università italiane che si occupano oggi di ricerca scientifica nel nostro territorio, per portare avanti delle iniziative anche con l'amministrazione comunale legate allo sviluppo del territorio, alla salvaguardia di questo bene straordinario che adesso è stato insignito del titolo di Geosito. E quindi vorremmo fare ricerca qui per dare una testimonianza concreta di come l'università possa accompagnare l'azione della politica nella salvaguardia, nella tutela, ma soprattutto nella valorizzazione dei luoghi. Poi la valorizzazione dei luoghi e la ricerca scientifica ha una ricaduta straordinaria sia per quanto riguarda lo sviluppo culturale ma anche economico e anche turistico da questo punto di vista. Ma il sito, la Scala dei Turchi, merita sicuramente un'attenzione nuova anche dal punto di vista della ricerca e dell'università. Continua la nostra azione amministrativa, un'azione che è improntata alla ricerca, alla scienza, alla promozione del territorio che deve passare necessariamente per la naturale vocazione della Scala dei Turchi, che è senza dubbio un sito, un geosito recentemente, candidato a diventare bene UNESCO, che deve attirare qua il mondo della ricerca, il mondo dei ragazzi, della scienza. Solo così si potrà fare un futuro e solo così si potranno creare quelle condizioni che le amministrazioni comunali devono garantire di crescita reale e di consapevolezza, anche di sensibilità verso quei temi dell'ambiente, il rispetto per l'ambiente, la natura eccetera, che in questi territori sono sicuramente temi prevalenti. Che dire, io sono veramente emozionata, ho dato il benvenuto a decine di professori universitari e di università di tutta Italia, tutti qua a vedere, ad esaminare, a ricercare la Scala dei Turchi. Certo, abbiamo già chiesto all'Università di Palermo e alle altre le università rappresentate qua oggi dagli illustri professori di entrare in sinergia con il Comune di Realmonte, con l'istituenda Fondazione Scala dei Turchi e con il progettando Centro Studi Scala dei Turchi, che insisterà più avanti. Questo sarà il futuro di Realmonte, un futuro dove in primo luogo sono concentrati oggi professori a ricercare, a studiare e ad ipotizzare un progetto esecutivo anche per consentire un accesso contingentato, un accesso mirato e soprattutto per consentire la ricerca, ribadisco, di un sito che è una magnificenza, che ha 5.300.000 anni, di un bianco che rappresenta veramente emblema della Sicilia bella, pulita nel mondo e che sicuramente sarà un volano di crescita per una provincia, mi spingo oltre, per una regione, per la nostra nazione e perché no, ci farà inserire veramente su una via maestra in quel circuito internazionale che ci consentirà alla fine di avere finalmente questo riconoscimento come sito UNESCO. Abbiamo già parlato con i professori per ampliare questo comitato tecnico scientifico che poi farà parte anche della fondazione, al fine di ripensare, esattamente come ci è stato suggerito al Ministero della Cultura, ripensare la candidatura, renderla trasversale, renderla internazionale, spostare anche, inglobare il Ministero dell'Ambiente in modo da veramente fare sì che la nostra Scala dei Turchi, che domina il Mediterraneo, possa essere veramente il sito simbolo UNESCO che lo protegge il Mediterraneo. Siamo qui con i nostri dottorandi, con un gruppo di docenti, espressione di
una serie di università del CNR, andiamo dall'Università di Bari al Politecnico di Bari, al Politecnico di Milano, alla Bicocca di Milano, Sapienza, Roma 3, Napoli e ovviamente Palermo, insieme ad altre università. Siamo qui intanto assolutamente meravigliati dalla bellezza di questo luogo e dallo straordinario interesse e anche dalla straordinaria delicatezza di questo luogo, che ha bisogno di essere protetto e valorizzato. Noi siamo estremamente interessati a sviluppare una collaborazione perché abbiamo un interesse per il paesaggio come prodotto dell'azione della natura ma anche dell'uomo, e quindi abbiamo un interesse multidisciplinare e vorremmo poterci occupare anche di questo sito all'interno dello studio dell'intero territorio di questa parte straordinaria della Sicilia, per poterne fare un laboratorio di indagine, di ricerca, ma anche al fine della valorizzazione, perché no, della creazione di forme di economia sana, pulita, di cui abbiamo bisogno, e anche di formazione di nuove professionalità per la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.